Buongiorno a tutti, buongiorno fratelli, sorelle, quanto è bello essere insieme nella casa del Signore, amen. Vi invito cortesemente ad alzarvi e aprire la vostra Bibbia nei Salmi 29. Salmi 29. Amen. Date all'Eterno, o figli di Dio, date all'Eterno gloria e forza. Date all'Eterno la gloria dovuta al suo nome. Adorate l'Eterno con santa magnificenza. Adorate l'Eterno con santa magnificenza. La voce dell'Eterno è sulle acque, il Dio di gloria tuona. L'Eterno è sulle grandi acque, la voce dell'Eterno è potente. La voce dell'Eterno è piena di maestà. La voce dell'Eterno rompe i cedri. L'Eterno spezza i cedri del Libano, fa saltellare i monti come vitelli, il Libano e il Sirio come giovani bufali. La voce dell'Eterno fa guizzare fiamme di fuoco. La voce dell'Eterno fa tremare il deserto. L'Eterno fa tremare il deserto di Cades. La voce dell'Eterno fa partorire le cerve e sfronda le selve. E nel suo tempio tutto esclama gloria. L'Eterno sedeva sovrano sul diluvio, anzi l'Eterno siede re per sempre. L'Eterno darà forza al suo popolo. L'Eterno benedirà il suo popolo dandogli pace. Amen. E nel suo tempio tutto esclama gloria. Amen. E l'Eterno ci benedirà dandoci pace. Amen. Preghiamo insieme. Padre Santo, nel nome di Gesù, noi vogliamo ringraziare, Signore, l'opportunità che abbiamo stamattina. Grazie, Signore, perché tanti non hanno potuto svegliarsi stamattina, neanche per fare colazione insieme, neanche per essere nella Tua presenza, Signore. E noi abbiamo ancora un giorno in più. Il Signore ci ha dato un giorno, un'opportunità nuova. E noi vogliamo ringraziarti, Signore. Ringraziarti perché siamo arrivati qua in sicurezza, perché siamo arrivati qui, Signore, ben vestiti, caldi. Abbiamo un posto, Signore, dove riunirci per glorificare il Tuo nome. Ti ringraziamo per ogni equipamento che abbiamo qui, Signore, il suono, le luci, i microfoni, tutti gli strumenti. Noi vogliamo glorificare il Tuo nome, Signore. Tanti non hanno l'opportunità di lodarti col suono. Tante persone si riuniscono, Signore, hanno soltanto le mani per adorare il Tuo nome, Signore. Noi ti glorifichiamo perché tutto questo è stato fatto e preparato per lodare Te. Vogliamo ringraziarti perché tante volte le cose passano davanti ai nostri occhi e noi non ci rendiamo conto di quanto benedetti siamo. Voglio ringraziarti per ogni fratello e ogni sorella qui presente, per ogni famiglia qui rappresentata, Signore. Vieni a far parte di questa festa che oggi stiamo iniziando. Vogliamo che Tu sia l'unico motivo delle nostre riunioni. Le nostre labbra dichiarano, Signore, che solo Tu sei santo, Tu sei l'unico degno. A Te tutto l'onore, tutta la gloria, Signore. Partecipa con noi. Faccia presente, Signore. Sia presente in questa riunione. Noi vogliamo la Tua presenza, Signore. Noi desideriamo la Tua presenza, Signore. Tutto il Tuo tempio esclama gloria. Oh, il Tuo tempio esclama gloria. Sia adorato qui. Il Tuo tempio esclama gloria. Gloria, gloria a Te, Signore, Re dei Re. Seduto sul Tuo trono sei, seduto Re per sempre sei, Tu sei Re. E il Tuo tempio esclama gloria, gloria,
Grazie Signore, grazie Signore, io canterò in mezzo alla tempesta e io canterò. A te tutto l'onore, tutta la gloria, Signore. Amen. Alleluia. Alleluia. Questa mattina io ti invito a gridare alleluia. Amen. Amen. Anche se siamo davanti ai nostri nemici, noi gridiamo Alleluia. anche se c'è freddo, noi gridiamo alleluia. Allora lodiamo il Signore, gridiamo alleluia. Amen. Io grido alleluia davanti ai nemici miei. Io grido alleluia oltre l'incredulità. Io grido alleluia, la mia forza è la lode. Io grido alleluia e i cieli lottano per me. Io canterò In mezzo alla tempesta, sempre più alto, la mia lode salirà. Su dalle ceneri la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo sta. Io grido alleluia con tutto ciò che ho in me. Io grido alleluia, sei luce nell'oscurità. Io grido alleluia, anche se certezze non ne ho. Io grido alleluia, la paura non dominerà. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più alto, la mia lode salirà. Su dalle ceneri la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo sta. Grida un po' più alto, 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 davanti ai nemici miei. Grida un po' più alto, oltre l'incredulità. Grida un po' più alto, la mia forza è la lode. Grida un po' più alto, e i cieli lottano per te. Grida un po' più alto, davanti ai nemici miei. Grida un po' più alto, oltre l'incredulità. Grida un po' più alto, la mia forza è la lode. Grida un po' più alto, e i cieli lottano per me. Grida un po' più alto,
canterò in mezzo alla tempesta, sempre più alto la mia lode salirà, su dalle ceneri la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo sta, io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più alto la mia lode salirà, su dalle ceneri la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re vivo sta. Alleluia, alleluia. Anche in mezzo alla tempesta, noi gridiamo alleluia. Davanti ai nostri nemici, noi gridiamo alleluia. Chi combatte per noi è il nostro Dio. Amen. E noi sappiamo che la nostra vittoria è in Lui. Alleluia. Amen. Ciò che hai fatto in me. Chi vince il buio è di peccato, il cui amore è così grande, il re di gloria, Gesù il re dei re. Scuote tutto, il mondo intero, e ci stordisce in ogni istante, il re di gloria, Gesù il re dei re. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore, hai preso il posto mio, portato i pesi miei, hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Spazza via la confusione e ci ha reso suoi figli figlie, il re di gloria, Gesù il re dei re, che guida il mondo con la giustizia, il
fatto in me. Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte. Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte. Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte. Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte. Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte. Dio è l'agnello di Dio, degno, degno, degno sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai preso il posto mio, portato i pesi miei. Hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Alleluia. Possiamo cantare così. Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte. Dichiari. Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte. Dio è l'agnello di Dio, Dio è colui che ha vinto la morte. Dio è l'agnello di Dio, 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 Dio sei. Questa è la grazia tua, il tuo infinito amore. Hai dato il posto mio, portato i pesi miei. Hai dato la tua vita perché io fossi libero. Oh, Gesù, io canto di ciò che hai fatto in me. Alleluia, questo è l'amore di Dio verso di noi. Amen. Possiamo applaudire il Signore? Alleluia. Amen. Come la Chiesa del Signore, che noi questa mattina possiamo dichiarare che Lui è santo, amen? Che possiamo cantare in questa mattina in una sola voce: Tu sei santo, Signore, Tu sei santo, amen? Cantiamo. Si aprono i cieli, si sente un suono celestiale. Udite le voci di un popolo che vuole adorare. Lo Spirito di Dio sei libero di muoversi qui. Il Padre allegro sta di vedere la Chiesa unita ad adorare. Sentiamo la terra canta, il cielo adora e tutti grida che tu sei santo. La terra canta, il cielo adora
santo, la terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. Dichiari questo. Tu sei santo. Santo, santo, santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo ad una sola voce. Santo, santo. Con gli angeli insieme a noi cantiamo una sola voce. Qui il tuo nome è Gesù, tu sei santo, noi ci uniamo agli angeli, dichiariamo tu sei santo, santo, santo sei, degno sei, l'unico santo, l'unico degno, la tua chiesa dichiara tu sei santo, tu sei degno, la nostra adorazione a te Gesù, a te Gesù, a te riceve Signore come un profumo gradito, riceve la nostra adorazione a te soltanto a te, tu sei santo. Sei degno, riceve Signore, riceve Signore, riceve Signore, riceve Signore, tu sei santo, tu sei degno, la nostra adorazione a te, soltanto a te, soltanto a te.
sei santo, la terra canta, il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. Buongiorno a tutti. Sono qua nascosto dietro a Filippo. Io ci sto sotto il suo microfono. Voi potete credere, questo è una umiliazione. Io vabbè, dai. Gloria a Dio. Amen. Sei felice stamattina? Amen. Nonostante tutto questo freddo, no, ma noi siamo qui per lodare il Signore e glorificare il suo nome. E io voglio invitarti adesso a prendere nella tua mano la tua decima, la tua offerta, quello che tu hai separato, hai messo da parte, hai pregato, hai sentito nel cuore, no? Perché è così che Paolo ci insegna: date a ognuno secondo avete proposto nel vostro cuore, no? Ah, ma perché Dio ha bisogno dei miei soldi? No, Dio non ha bisogno dei tuoi soldi, no? Dio non ha bisogno dei tuoi soldi. Ma quando noi offertiamo e quando noi portiamo indietro la decima, noi stiamo dichiarando che Lui è Signore anche delle nostre finanze, no? Perché la sua parola ci insegna: nessuno può servire a due signori, o servirete a Dio o servirete a Mammon, chi è i soldi, chi sono i soldi, no? Allora l'unica cosa che Dio paragona a se stesso nella nostra vita è con i soldi. Perché? Perché di solito i soldi tendono a occupare il posto di Dio nella nostra vita. Nel nostro scalino di valore noi mettiamo là i soldi, Dio e le altre cose. Quando no, Dio è anche un po' più in basso del nostro scalino di valore, no? Allora il Signore dice: portate la decima, portate le offerte, siate abbondanti. Proprio per questo, perché Lui ha detto che noi non dobbiamo preoccuparci per nulla in questa vita, perché Lui è quello che vede e provvede ognuno dei nostri bisogni. Allora, quando noi ci preoccupiamo, quando noi cerchiamo di no, guarda, perché io non porto l'offerta, non porto la decima, non spengo mai i soldi, tutto quanto, noi stiamo cercando di trovare un modo di mantenerci da solo, senza dipendere da Dio, E questo è lo sbaglio. Un pastore in Brasile diceva sempre così: il problema non è il cristiano avere i soldi, il problema è quando i soldi hanno il cristiano. E di solito è così. Noi abbiamo paura che ci manchi. No, io non posso spendere, io devo tenere da parte perché sennò mi manca. No, Dio è quello che vede e provvede ognuno dei nostri bisogni. Perché? Perché noi crediamo che tutto viene da Lui, attraverso di Lui, ed è per la sua gloria. Ed è a questo punto che il Signore vuole che noi non cerchiamo di far arricchire la Chiesa, non stiamo cercando di ingrassare il conto bancario della Chiesa, no, è cercare di vivere totalmente nella dipendenza di quello che è il Signore e Salvatore della nostra vita. Amen. È per questo che noi consacriamo le offerte. Perché? Perché è un comandamento biblico, è un insegnamento di Paolo e di tutti gli altri, e Gesù ha parlato tanto di questo, no? Non è che noi ci siamo inventati queste cose, sono tutte cose bibliche. A volte io so che a qualcuno dà fastidio, ma noi dobbiamo insegnare. Allora, quello che ognuno fa con le informazioni che noi diamo, allora è ognuno per conto suo. Ma questo è biblico, no? E è molto biblico, perché è uno dei discorsi che la Bibbia più parla è delle finanze. Allora leggete, informatevi, e se io sono sbagliato venite a parlare con me. Amen. Adesso prendete nella vostra mano quello che avete portato con gioia nel cuore, no? Per la manutenzione, per la benedizione della casa del Signore. Preghiamo. Caro Padre, noi ringraziamo Te, Signore, per questa mattina meravigliosa. Fa tanto freddo fuori, Signore,
ma noi siamo qui, siamo riscaldati, Signore, dell'amore che Tu hai versato nel nostro cuore. Noi ti ringraziamo per questo posto, ti ringraziamo per ogni sedia, per l'impianto di suono, per gli strumenti, ti ringraziamo, Signore, per tutto quello che c'è qui dentro, Signore. Tu ci hai dato tutto questo, Signore, Tu hai provveduto tutto questo, ci hai dato questa struttura, Signore, e noi ti glorifichiamo. Tu hai usato persone, Tu hai toccato il cuore di persone che sono state fedeli, che hanno ascoltato la Tua voce, loro hanno offertato, hanno portato indietro la decima, Signore, e noi abbiamo potuto fare tutto questo e facciamo ancora altre cose. Fra un po' noi metteremo anche l'aria condizionata qui, Signore, e Tu stai già muovendo i cuori dei fratelli per darci una mano, per aiutarci in questa impresa, perché Tu sei il Dio che vede e provvede, Tu sei il Dio che tocca il cuore, il Tuo Spirito Santo sta lavorando e le cose si stanno sistemando, crescendo per la gloria del Tuo nome, e noi ti glorifichiamo. Noi vogliamo mettere davanti a Te tutti i nostri fratelli che hanno problemi finanziari, magari che non riescono ad arrivare a fine mese, magari quelli che stanno cercando un nuovo lavoro perché lì si guadagna poco. Signore, noi chiediamo un miracolo soprannaturale, Signore, nella vita di questi fratelli, Signore, che loro siano benedetti, che abbiano abbastanza, Signore, per avere insufficienza a casa, un tavolo abbondante, bei vestiti, Signore, e belle scarpe, una macchina buona. Prospera il Tuo popolo, benedici il Tuo popolo, glorifica il Tuo nome, perché io so che questo, Signore, è nel Tuo cuore, perché Tu ci ami e la Tua parola dice: colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato nella croce per noi, come non ci darà con Lui tutte le cose? E noi crediamo in questo e testifichiamo, perché questa è la Tua parola e la Tua parola è viva ed è efficace, e noi sappiamo, Signore, che nulla ci mancherà, perché Tu sei il nostro pastore, e la Tua parola dice così: il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. E noi ti glorifichiamo per questo, Signore. Allora ricevi, Signore, con tutto il cuore che noi portiamo davanti la nostra decima e la nostra offerta, per la gloria e per l'onore, dichiarando che solo Tu sei il Signore sulla nostra vita. Amen. Potete uscire dal vostro posto, venite qua davanti con gioia nel cuore, celebrando il Signore. Mio Signore,
venire, ma hai voluto farlo. Hai superato i miei muri, vinto la mia vergogna, mi ho passato, hai guarito, mi hai dato grazia, non dovevi venire, ma hai voluto farlo. Hai superato i miei muri, vinto la mia vergogna, mi ho passato, hai guarito, mi hai dato grazia, non dovevi venire, ma hai voluto farlo. Ma sempre vieni Tu vieni, e Signore. col tuo splendore tu cambi tutto. Non devi venire, Signore. Tu non sempre devi vieni, venire, ma sempre vieni e col tuo splendore tu cambi tutto. Oh, sempre vieni, Signore, tu sempre vieni. La tua pace un fiume che scorre in me. In acque di grazia immergimi. Nascosto nel tuo amore, tua sanità. Sbavaci un fiume che scorre in me. Adoro la tua maestà, adoro il tuo nome, Dio. Gesù, io ti aspetto qua. Il mio cuore ti do. Il mio cuore ti do. Spirito Santo, scendi qui. Apri i cieli, muoviti in me. Versa la tua gloria, noi siamo qua. Spirito Santo, sia tua volontà. Adoro la tua maestà, adoro il tuo nome, Dio. Gesù, io ti aspetto qua. Il
la tua maestà, adoro il tuo nome, Dio. Gesù, io ti aspetto qua, il mio cuore ti do, adoro la tua maestà, adoro il tuo nome, Dio. Gesù, io ti aspetto qua, il mio cuore ti do. Ravvivamento, manda Signore, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra col tuo potere, come hai già fatto tu lo rifarai. Il ravvivamento, manda Signore, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra col tuo potere, come hai già fatto tu lo rifarai. Il ravvivamento, manda Signore, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra col tuo potere, come hai già fatto tu lo rifarai. Tu hai il potere, 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 ravvivamento, tu hai il potere, tu hai il potere, e tu hai il potere, tu hai il potere. Ravvivamento, manda Signore, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra col tuo potere, come hai già fatto tu lo rifarai. Ravvivamento, manda Signore, Spirito Santo, fuoco di Dio, copri la terra col tuo potere, come hai già fatto tu lo rifarai. Tu hai potere, tu hai potere, e tu hai potere, tu hai potere, e tu hai potere, tu hai potere, tutto tuo sì, e tu hai potere, tu hai potere. Noi ti innalziamo, Signore, noi riconosciamo la tua grandezza, Signore, perché tu hai il potere, tu hai la gloria, tu hai l'onore, Signore. Ed è per questo che siamo qua, Signore, per lodarti, Signore, per innalzare il tuo santo nome, Signore. E tu hai il potere, e tu hai il potere, e tu hai il potere, e tu hai il potere. Alleluia, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia.
inizia a lodare il Signore, inizia. Alleluia, alleluia. Santo è il tuo nome, Signore, noi ti adoriamo, Signore. Noi innalziamo un canto, Signore, dichiariamo che sei santo, che il potere è tuo, Signore. Tu hai il potere. Alleluia, applaudiamo il Signore, amen. Amen, gloria a Dio ragazzi per la vostra vita, amen. Applaudiamo il Signore più forte, è per Gesù, non è per noi, amen. Amen. Alleluia. Qua fa più caldo di là, no? Alleluia, buongiorno a tutti. Pace sia con voi, amen. Amen, potete accomodarvi. Buongiorno a te che sei a casa, che la pace del Signore sia su di te, sulla tua vita, possa invadere ogni stanza di casa tua, la tua famiglia, portando gioie e delizie, no? Il salmista dichiara questo, che ci sono gioie e delizie nella presenza del Signore, amen. E noi siamo qui, è un po' freschetto, però siamo nella presenza del Signore, amen. Gloria a Dio per questo. La settimana scorsa abbiamo già parlato con voi, che abbiamo già ordinato tutto l'impianto, no? Per poter climatizzare la nostra chiesa, gloria a Dio. No? Presto sarà tutto pronto, no? Ci hanno detto gli idraulici che a fine mese arrivavano le macchine e quindi iniziavano i lavori. Fine mese a oggi, quindi ci aspettiamo che domani ci dicano qualcosa, no? Perché fino ad oggi non potevamo dire niente. Oggi è già fine mese, domani vediamo, no? Sapete che no, noi abbiamo già parlato di questo, c'è un costo abbastanza importante, questo procedimento che dobbiamo fare qua, questo lavoro, e noi vi invitiamo, se avete nel cuore, no, il desiderio di fare un'offerta speciale, un qualcosa per poter contribuire a questo. No? Noi stiamo parlando di un costo di 10.000 euro, non sono pochi, e quindi magari tu hai nel cuore di offertare 10 euro, 50 euro, 100 euro, non lo so, noi stiamo parlando, dopo vedete voi, potete parlare. Oggi non c'è Nicola qui perché lui è in viaggio, e allora per oggi, e io chiedo a Leo, posso chiedere a te Leo, sì? Alza la mano quel bellissimo ragazzo, no? Leonardo, potete parlare con Leonardo, ok? Se avete il desiderio di fare un'offerta speciale potete parlare con lui, amen? Amen. Chissà cos'è stato giovedì negli Stati Uniti, cos'è stato celebrato? Il ringraziamento, bene. Sai, una cosa che io stavo pensando, no? In Italia, purtroppo anche in Brasile, e non posso parlare delle altre nazioni perché ad esempio non le ho visitate, quindi non lo so, ma l'influenza americana è così grande nel giorno di Halloween. No? Hanno preso questa cultura di Halloween, ma non prendono la cultura del ringraziamento, no? Che è un giorno più bello, più importante, più... No? Allora, io non lo so, scusate che oggi devo... Metti gli occhiali, togli gli occhiali, devo fare un paio di occhiali che riesco a guardarvi, perché se vi guardo con gli occhiali vi vedo sfocati, no? Allora devo mettere e togliere. L'età arriva per tutti, gloria a Dio per questo, no? Amen, amen, voglio restare vecchietta qua, amen. Allora, io non lo so, una volta mi ricordo di aver già parlato di questo in chiesa, no? Solo del significato, no? La predica è un'altra, ma il giorno del ringraziamento, che noi conosciamo anche in inglese, che è il Thanksgiving Day, è una delle festività più celebrate negli Stati Uniti e anche in Canada, no? L'origine io non lo so se sapete, ma risale al XVII secolo, più precisamente nell'anno di 1621, quando un gruppo di pellegrini inglesi, i cosiddetti Pilgrim, avete già sentito parlare dei Pilgrim Fathers, approdò sulle coste dell'America, no? Nella regione che oggi corrisponde allo stato di Massachusetts.
Lì i pellegrini hanno avuto un viaggio molto difficile, mesi di privazione, no? Hanno affrontato un inverno rigido, imprevedibile, e molti di loro non sono neanche sopravvissuti a questo viaggio, ma grazie all'aiuto della popolazione nativa in America, no? Riuscirono a imparare come coltivare il mais, come pescare, come cacciare nella terra nuova. E allora quando arrivò il primo raccolto abbondante nell'autunno di 1621, i pellegrini insieme agli indigeni lì, nativi dell'America, organizzarono un grande banchetto per ringraziare insieme per la prosperità ricevuta. E allora questo evento è stato considerato il primo giorno del ringraziamento. Poi la festa si è evoluita, no? Si è diffusa tra le colonie, ed è diventata una celebrazione regolare, no? Anche se la data variava da una colonia all'altra. E allora nel 1863, no? Quando erano in piena guerra civile americana, il presidente Abraham Lincoln proclamò il giorno del ringraziamento una festa nazionale, fissandolo per l'ultimo giovedì di novembre. E allora, da quel tempo, la tradizione si è radicata profondamente nella cultura americana. E noi sappiamo che, per chi conosce la cultura americana, che questa festa è più importante perfino del Natale per loro, no? Perché è la festa dove si riuniscono con la famiglia, dove stanno insieme per ringraziare tutto ciò che stanno ricevendo. E noi è buffo sentire, no? Wow, che bello questa cosa, no? Ma è anche strano avere una giornata per ringraziare, no? Perché in verità noi dobbiamo vivere una vita ringraziando il Signore. E a volte noi facciamo fatica anche in una giornata di ringraziare il Signore. Il salmista, volevo invitarti ad aprire la tua Bibbia nel Salmo 103. Noi leggeremo dal versetto 1 al 5. Scusate la mia voce un po' strana oggi, ma sono qui per grazia del Signore, amen. E voi dovete sopportare la mia voce rauca. Ci siamo? Salmo 103. Benedice anima mia il Signore, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Benedici anima mia il Signore, non dimenticare nessuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni, egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Amen. Chiudiamo gli occhi, Signore. Questa è la tua parola, Signore. Noi siamo qui stamattina, Signore, per essere confrontati dalla tua parola, Signore. La tua parola che ci lava, che ci pulisce, Signore. Noi vogliamo, Signore, imparare da te, Signore. Vogliamo che sia il tuo spirito a parlare, Signore. Togli da me ogni opinione personale, Signore. Ogni cosa, Signore, che magari venga dal mio cuore, ma che sia il tuo spirito, Signore, a parlare ai nostri cuori stamattina. Togli ogni distrazione, riscaldaci, Signore, per la gloria e per l'onore del tuo nome. Amen. 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 Le parole del salmista ci ricordano che essere grati è un esercizio spirituale, no? La scelta, noi scegliamo di riconoscere tutto quello che Dio ha fatto, fa e ancora farà per noi. È una decisione nostra. Noi infatti, il salmista dice: benedici anima mia il Signore. Lui sta comandando, non sta dicendo, Daniel sempre usa questo, non è una cosa opzionale, non è una scelta, magari se hai voglia, no? Quando vuoi benedici, no, è imperativo, benedici anima mia il Signore e non dimenticare, no? I suoi benefici, e dice anche tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Perché? Perché la gratitudine, lei allinea la nostra vita alla volontà di Dio per noi, no? Lei ci libera dal mormorio. Attenzione, lo Spirito Santo ha parlato con me ieri, stamattina parlerà con voi. Amen? Lei rinnova la nostra speranza e ci avvicina al cuore di Dio. Amen?
Ci siete? Amen? Amen. Siamo una chiesa pentecostale. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Voglio sentirvi. Non fa tanto freddo, no? È un po' freddino, ma molto meglio dell'altra chiesa. Amen. Si sta bene, no? Allora, so che Daniel ripete sempre questo, ma la raccomandazione a noi cristiani è: in ogni cosa rendete grazie. Paolo ci parla di questo, noi parleremo un po' di questo dopo, no? E questo in ogni cosa rendete grazie esiste proprio per il fatto che noi abbiamo già tanti motivi per ringraziare in quanto cristiani, no? Daniel a volte parla qua in chiesa, ma parla anche a me: anche se Dio non facesse più niente, solo il fatto di avere la salvezza è già un motivo. Noi andavamo all'inferno e adesso noi andiamo verso il cielo, no? Per il sacrificio di Gesù. Già questo è un motivo che noi dobbiamo in ogni cosa rendere grazie, no? Noi possiamo citare alcuni motivi. Stamattina voglio fare un po', no, di movimento qua. Io voglio sapere stamattina per cosa ti senti grato. Io mi sento grata perché io sono qua. No? Ho parlato la settimana scorsa di questo, che io veramente stanotte non mi sono sentita bene, no? Perché il raffreddore arriva per tutti, è arrivato anche per me, no? Ma, scusate, io non sopporto guardare il culto dalla TV più, no? Perché io sono rimasta 7 mesi che guardavo il culto dalla TV e quindi io sono grata perché io posso essere qui. Amen. Per cosa tu sei grato? Dai, puoi parlare. Per cosa ti senti grato stamattina? Io no, se no inizio a chiamare i nomi, no? Amen. Qualcos'altro? Amen. Perché ci sei svegliato, anch'io sono grata. Amen. Per la salute, alleluia. Altro? Perché sono figlia di Dio, perché abbiamo pace, altro? Perché abbiamo una chiesa, perché abbiamo libertà, altro? Perché abbiamo speranza, alleluia, amen. Noi abbiamo vestiti, qua vedo tutti ben vestiti, no? Fa freddo e noi abbiamo vestiti belli, guarda Bruno, guarda, no? La giacca tutta in lana, bellissimo, no? Noi abbiamo tutto. Non è così? Abbiamo tutto quello che noi abbiamo bisogno. E allora noi dobbiamo esercitare questo, no? Cioè, io non mi piace molto queste cose queste frasi fatte così, però questa frase una volta mi ha un po' impattato, no? Se oggi ti fosse tolto tutto quello che tu non hai ringraziato, cosa ti rimarrebbe? E io ho detto, se mi fossi tolto tutto, mi sarebbe tolto tutto, perché magari non ho detto grazie di nulla stamattina. No, noi dobbiamo stare attenti a questo. Allora, oggi noi parleremo velocemente su 4 passi per coltivare la gratitudine. No? Il primo è liberati dai mormori. Guarda la persona che è a fianco a te e dichiara a lei, invita lei, liberati dai mormori. È difficile. Liberati dai mormori. Filippesi, il mormorio, il mormorare, sai, quella cosa delle lamentele, no? Le lamentele ci allontanano da Dio e ci mettono in un circolo di insoddisfazione tremendo, no? Daniel ha già parlato di questo una volta qua, ma c'era un cartone, io penso che era americano quel cartone, perché c'era una volpe, no? Che lei era tutta tipo la Pimpa così, però aveva le palline nere, no? E lei camminava con un po' di pioggia che c'era, no? su di lei, e lei camminava così, diceva, oh cielo, oh vita. Perché? Perché si lamenta. Che azzardo, no? Oh, cielo, ed era sempre così, guardava sempre malissimo tutte le cose, no? Il mormorio fa questo nella nostra vita. Io dico la verità, io personalmente ho già presenziato questo, che il giorno che io inizio a lamentarmi, tutte le cose diventano più buie. Non è così? Tutto diventa più scuro.
tutto diventa peggio, tutto diventa grigio, no? E più ci lamentiamo, più vogliamo lamentarci, perché no? Ci fa anche un po', no? Ah, quanto soffro questa vita, no? Non è facile, perché per me è tutto più difficile, perché vedi, no, io soffro, vedi questa cosa, no, non va, no, guarda, anche questo, anche la macchina, perché ci sono delle volte che veramente ci capita un sacco di cose che non sono buone. E noi pensiamo di essere, no, i più come si dice quando? I più sfortunati del mondo, no? O quelli che pensano, ah sì, l'inferno si alza solo contro di me, gli altri sono tutti benedetti, sono tutti felici, tranquilli, e noi ci sentiamo così speciali che pensiamo che proprio siamo solo noi quelli che soffriamo. E questo inizia, il mormorio, la lamentela, inizia ad allontanarci da Dio, perché noi non riusciamo più a vedere la gloria del Signore, perché ci stiamo lamentando, perché siamo lì. E io vi dico, a volte non è facile. Venerdì io mi sono lamentata tantissimo, no? Perché stavo bene, poi ho iniziato un dolore al piede, ero qua che camminavo così nella veglia, no? E tutti, cos'hai, pastore, cos'hai? E io ho detto a Daniele, mi mancava il piede. No, però noi dobbiamo, no? Dopo di quello tu devi chiedere allo Spirito Santo un'iniezione, no? di gioia, di forza per poter camminare, per poter andare avanti, perché ci sono cose che sono peggio nella vita e noi non stiamo vivendo la peggiore situazione, no? Guarda la persona che è a fianco a te e digli, tu non stai vivendo il peggio nella tua vita. C'è benedizione, no? Paolo, e questo non è una minaccia, ok? Non è una minaccia, questa è una cosa buona, no? Tu non stai vivendo, quindi vai avanti, sii felice, sii grato. Paolo, quando scrive ai Filippesi, lui ci mette alla prova proprio, lui dice così, Filippesi 2, 14 a 16. Fate ogni cosa senza mormori e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo, in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Fate tutte le cose senza lamentele e senza dispute. Lo sapete, fratelli, non è sufficiente solo fare. Poco tempo fa parlavo con il gruppo di Lodi, parlavamo su questo, no? Eravamo qui davanti al Signore e stavamo parlando su questo. Guarda che non è un peso servire il Signore. Lo sapete cosa più rattrista il cuore? Io dico di un pastore perché sono un pastore e conosco il cuore di Daniel, no? E so che rattrista il cuore suo, ma figuriamoci il cuore del Signore. È quando le persone fanno le cose e si lamentano. Tante volte è meglio non fare, perché fa male, perché dichiarate che questo è un peso che vi pesa, che ci pesa, dichiariamo che ci pesa. Io mi sono lamentata tante volte di fare le cose, tante volte, non voglio fare, no, non voglio andare, no, non voglio questo, non voglio quello. Sapete, questo è bruttissimo. Noi dobbiamo smettere di lamentarci. Smettiamo. Signore, dammi la forza di non lamentarmi più. Possiamo chiedere questo, no? Possiamo sostituire le nostre lamentele con lodi. No? Possiamo riconoscere che ogni giorno è un'opportunità per vedere la bontà di Dio in azione nella nostra vita. No? Oggi noi volevamo cantare, alla fine dopo non siamo riusciti, ma come abbiamo cantato quella canzone, no? Che dice tu mi hai dato un giorno in più per amarti, Dio, mi hai portato fino a qui per testimoniare. E tante volte noi ci lamentiamo e non testimoniamo. Non siamo questi astri risplendenti nel mondo che tengono alta la parola di vita. Ah, Signore,
fa freddo, devo andare in chiesa, mi alzo il testo tutta la settimana, poi la domenica. Smettiamo con questo. Inizia a chiedere al Signore, Spirito di Dio, metti una parola di lode dentro la mia bocca. Che quello che io parlo possa uscire, possano uscire parole buone. Io vi dico che in tutto questo percorso che stiamo facendo, che stiamo passando, non è facile, non è. Ci sono tanti giorni che escono parole di lamentele, di lamentele dalla mia bocca, tipo sono stanca, ho male, fa questo, fa quello, ma noi dobbiamo cambiare queste dichiarazioni, dalla nostra bocca, perché questo ci allontana dal Signore e non ci fa vedere lo scopo, il proposito, quello che Lui ha per la nostra vita, perché vediamo tutto grigio. Amen? Allora ripetiamo, guarda la persona, liberati dalle lamentele. E se qualcuno viene a lamentarsi con te, tu dici, dai, preghiamo, gloria a Dio, andiamo avanti, il Signore può cambiare ogni situazione. No? Amen. 2, allena la tua anima a riconoscere la bontà di Dio. Amen. È lunga, ma ripetiamo, guarda lì, facciamo ben didattico, così Lorenza si porterà in Slovenia queste frasi. Amen, Loli? Amen. Allena la tua anima a riconoscere la bontà di Dio. Il salmista ci dà un esempio potente nel Salmo 103. Lui dice, non dimenticare nessuno dei tuoi benefici. Ogni giorno fermati, rifletti sulle benedizioni che tu hai ricevuto, sul perdono, sulla tua vita. Pensa alle cose brutte che hai fatto e pensa così, wow, Gesù ha pagato anche questo. No, se io consegno a Lui, no? Pensa nella tua salvezza, pensa nella cura del Signore con la tua vita, no? Questa pratica trasforma il modo in cui noi vediamo la vita, iniziamo a guardare le cose, nelle piccole cose noi vediamo la bontà di Dio, noi vediamo la mano del Signore, no? Wow, guarda, stavo cercando un parcheggio, non c'era parcheggio, poi alla fine esce una macchina e tu riesci a stare lì, magari eri in ritardo per qualcosa, arrivi lì e scopri che non sei più in ritardo. Succedono tante piccole cose, no? Noi possiamo viaggiare, noi possiamo fare le cose qui, noi abbiamo salute, noi abbiamo medici che si prendono cura di noi abbiamo vestiti, noi abbiamo il cibo, noi abbiamo famiglia, noi abbiamo una casa, nessuno qua, quando esci di qua, non ha una casa dove andare. E allora noi dobbiamo allenare la nostra anima, no? Cosa sarebbe? Noi sappiamo, no? Stiamo parlando della, si chiama tricotomia, no? Tricotomia, no? Perché siamo fatti di corpo, anima e spirito. La nostra anima, i nostri sentimenti devono essere allenati, perché magari il tuo spirito, no? Nel tuo spirito tu ringrazi, tu fai, ma quando si tratta dell'anima non ti lasci curare, non ti lasci guarire, vuoi sempre lamentarti, vuoi sempre piangere. Ma io piango davanti al Signore. Ok, chi piange davanti al Signore, ma tu devi anche allenarti ad essere una persona grata, una persona dove le persone vedono la luce della parola in te, la luce della vita. Perché? Perché sennò noi siamo quelli, purtroppo è molto molto comune, no? Avere questo desiderio di essere un cristiano sofferente. Questa vita da cristiano, guarda, no, ma sul serio vai in chiesa? Sì, tutte le domeniche. No, ma sul serio tu non bevi questo, non fai quello? No, guarda, non posso. No, sono cristiano. Noi troviamo piacere nell'autocompiacimento e questo deve cambiare nella nostra vita. Noi dobbiamo allenare la nostra anima, no? a rallegrarsi, a vedere la bontà di Dio in tutto ciò che siamo, in tutto ciò che facciamo, in tutto ciò che ci viene fatto. No? Non dimenticare. Quando il salmista stava parlando questo, lui non ha detto, spirito mio, non dimenticare nessuno dei benefici del Signore.
Signore. Lui ha detto: anima mia, sentimenti miei, reazioni mie alle cose, non dimenticare della bontà di Dio sulla tua vita. Amen? Allora alleniamo la nostra anima a riconoscere la bontà di Dio su di noi. Amen? Terza, esprimi la tua gratitudine. Guarda la persona e digli: esprimi la tua gratitudine. Ah, ma io sono grata. Io sono grata a Risla perché Risla ogni tanto fa il pão de queijo per me. No? Io sono molto grata, ma io devo esprimere questo a Risla e dire: Risla, ogni volta che tu mi fai pão de queijo, io mi sento speciale, no? Perché lei scrive famiglia pastorale e mi porta la vaschettina. Ogni volta che mangio i rollupsi, no? Si vede che la mia, come si dice, il mio linguaggio di amore è il cibo, no? Perché io preparo il cibo, mi piace cucinare per la famiglia, no? Ogni volta che mangio i rollupsi so che Thaisa mi vuole bene, no? Perché sa che mi piacciono e così via, qua, no? Tanti di voi quando stiamo insieme, quando mangiamo insieme, quando c'è questa cosa buona, c'è questo linguaggio, c'è questa dimostrazione di amore, ma noi dobbiamo esprimere la nostra gratitudine. Noi non possiamo solo dire che siamo grati e non dire a noi stessi: ah, ma io sono grata. No, noi dobbiamo esprimere questo. No? Paolo ai Colossesi dice: la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori, e siate riconoscenti. Noi dobbiamo riconoscere quello che le persone fanno per noi. Sapete che pochi giorni fa è successa una cosa molto, diciamo, buffa, per non dire triste, no? Però per anni stavamo pregando per una situazione di una persona, ma per anni, no, io non sto parlando di una cosa tipo. Poi all'improvviso un giorno chiedo, no? Perché chiedo: ascolta, ma come sta andando quella situazione? No, perché è già risolta. Non ti ho avvisato? Ho detto: guarda, no. Io e Daniel eravamo lì ancora a pregare per questo, no? Da un paio di anni già. Ah, scusami, perdonami, non ti ho detto. Allora cosa succede? Non fa male pregare, no? A nessuno fa male pregare, ma noi dobbiamo essere riconoscenti, no? Ah, ma Dio ha usato la vita di Vittoria. Vittoria oggi ha portato il pandoro, quindi dopo il culto potete mangiare il pandoro, no? Ah, ma Dio ha usato la vita di Vittoria, no? Allora grazie a Dio. Sì, grazie a Dio. Grazie perché tu sostieni, tu fai, tu ci dai la provvisione, ma grazie Vittoria, perché hai portato. Siate riconoscenti, Paolo parla di questo. E questa è una cosa che se noi iniziamo a esprimere, a esercitare questo nella nostra vita, cambia la situazione, ci cambia le persone che sono intorno a noi, porta piacere alle persone perché dicono wow, no? A volte è una cosa così semplice, basta che tu dica grazie. Grazie perché ci sei, grazie perché hai fatto, grazie perché hai pregato, grazie perché no, avevo fame e tu mi hai dato quel pandoro, grazie per questo, grazie per quello. Quello invita le persone anche che stanno accanto a noi, porta piacere a loro. No? Luca ha un'abitudine, il nostro figlio, che ogni giorno quando lui si alza dalla tavola: grazie mamma, era delizioso, grazie nonna, era squisito, no? E questa è una cosa bella, no? Anche Leo, anche Elia, anche Pedro hanno questo abito di ringraziare, di dire grazie per quello che c'è, grazie. E questo è buono, no? Ovvio che noi non è che stiamo qui a esporre la loro vita, no? Stanno dicendo una cosa semplice, non è che sono perfetti, che tutto quello che fanno è un esempio soltanto, però è bello questo. Grazie perché ci sei, grazie perché possiamo camminare insieme, grazie perché no, io ho imparato tanto con Pastora Crisciani. Chi conosce la Pastora Crisciani, Pastore Sureca, no?
loro, no, su questa cosa, sul ringraziare, sull'importarsi con le persone. Magari tu sei in un ristorante e la persona viene e ti serve un po' così, no? Io penso che Bruno lì nel ristorante ha a che fare tante volte con le persone che sono un po'... E invece di esigere, no, i suoi diritti, di fare... Io mi ricordo una volta che eravamo insieme a mangiare e la ragazza era molto scontrosa, ti ricordi di questo? Era molto scontrosa. E mi ricordo che Cristiane ha preso la sua mano e ha detto grazie, perché hai una giornata difficile e comunque sei qui a servirci. Quello ha cambiato tutto, la ragazza ha iniziato a piangere, noi abbiamo iniziato a parlare con lei ha parlato della sua vita con una semplice parola. Noi dobbiamo essere grati. Sii grato, esprimi la tua gratitudine, straniero, per la nazione che ti ha accolta. Esprimi la tua gratitudine. In Italia non è tutto più brutto, tutto così buio. L'Italia è il paese che ci ha accolti. Sii grato, esprimi questa gratitudine. Italiano, esprimi la gratitudine verso la nazione in cui sei nato. No, non è tutto brutto. Magari non hai conosciuto altre nazioni, altre realtà e non sai di cosa stai parlando. No? E sii grato anche per gli stranieri che sono qui, che magari vengono a benedire questa terra. Noi dobbiamo esprimere questo. Ah no, ma io sono grato. Poi quando guardiamo qualcuno giudichiamo, parliamo e diciamo no perché questi stranieri, perché questo, no perché questi italiani, ma dopo diciamo sì, grazie Signore per la nazione che mi ha accolto. No, noi dobbiamo esprimere, perché se diciamo di essere grati e non parliamo di questo e non esprimiamo questo, noi siamo bugiardi. Noi siamo bugiardi, perché parlare una cosa a Dio e parlare un'altra in giro, questo è bugia. Amen? Allora guarda di nuovo e digli non dimenticare, esprimi la tua gratitudine. Anzi, esprimi adesso, ringrazia qualcosa la persona che è lì vicino a te, digli grazie per qualcosa che lei ha già fatto nella tua vita, magari se non vi conoscete, grazie perché sei una nuova persona che io sto conoscendo. Amen. Io dico in un modo speciale oggi. Amen. Amen. Grazie, grazie, grazie perché ci siete, no? Grazie. Amen. Dobbiamo dire grazie, grazie ai ragazzi che suonano, grazie ai ragazzi che sono lì dietro, grazie ai diaconi, grazie ai giovani che portano colore alla chiesa, no? Grazie a quelli che stanno investendo nelle missioni, grazie alla biblioteca della chiesa, grazie ad Adriana che si è proposta con tutto il cuore di venire a pulire la chiesa ogni settimana. Grazie, noi dobbiamo esprimere le cose, dobbiamo dire grazie, io ti sono grato, no? Grazie per quello che fai. Io mi ricordo che ho già parlato questo, anche quando fate le cose alla chiesa, io ho la consapevolezza che non è per me, che non è per Daniel, perché questa chiesa è del Signore. Magari domani noi saremo trasferiti da qua, andremo a un'altra parte, no Thais? Andremo a un'altra chiesa e ci sarà la chiesa qua e continuerà l'opera, perché l'opera è del Signore, ma questo non toglie da noi l'essere grato per tutto quello che viene fatto. Noi dobbiamo essere grati e esprimere questo. E già vi chiedo perdono nel nome di Gesù se magari un giorno voi vi siete sentiti wow, non mi ha neanche ringraziato, no? Vi chiedo perdono se è successo questo, perché voglio veramente che voi sappiate che noi siamo grati, che io sono grata, che Daniel è grato per tutto ciò che siete e rappresentate per la Chiesa. Amen? Amen. Quarto punto. Impara a vivere contento. Guarda e digli. Impara a vivere contento. La contentezza è la scelta di fidarsi che Dio sia al comando, anche quando affrontiamo le avversità. Paolo disse ai Filippesi: so vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato e ad aver fame, ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica.
Amém? Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Essere grato non è ignorare i problemi. Qua c'è una tensione da fare, perché tante volte le persone negano i problemi, no? Negano i problemi, no? E pensano che questa è una forma di gratitudine, fingere che il problema non esiste. Noi non stiamo parlando di questo, noi dobbiamo affrontare i nostri problemi. Cristo è con noi e ci aiuta ad affrontare i problemi, ma noi non possiamo negare l'esistenza di un problema. Non possiamo neanche essere di quelli che fanno finta, gloria a Dio perché ho avuto questa cosa. No, noi non possiamo fare questo. Perché? Perché il Signore conosce il nostro cuore. La sua parola dice che Lui ci conosce e riconosce che noi siamo polvere. Allora noi non possiamo impressionare Lui. Allora imparare ad essere contento in ogni situazione è sapere, è riconoscere che nonostante tutto, nonostante la situazione, Dio è sovrano, è insieme a noi e Lui conosce ogni dettaglio della nostra storia. Lui conosce, Lui sa ogni cosa, Lui è con noi. Lui non sarà mai, non si allontanerà mai da noi solo se è una scelta nostra di allontanarci da Lui. E questa consapevolezza ci fa capire che anche siamo contenti anche quando le situazioni sono sfavorevoli. Non vuol dire che siamo contenti della situazione, ma vuol dire che siamo contenti dal Dio che è al controllo della situazione, perché Lui è sovrano, perché Lui sa ogni cosa. E perché diciamo anche se vada tutto male qui, c'è una vita eterna che ci aspetta. E questo non è scontato. Amen? Amen. Allora guarda lì la persona dice impara a vivere contento. Mariti, no? Parlate con le vostre mogli. Quando lei inizia a lamentarsi, tu digli guarda, dobbiamo essere contenti, ma non negare il problema, perché di solito gli uomini in generale dicono, no? Cercano di negare il problema perché così fingiamo che non esiste. Magari lei sta zitta lì, io sto zitto nel mio canto, no? Poi lei si calma e siamo a posto. Succede o non succede? Per evitare le discussioni, no, facciamo finta che non esiste. No, noi dobbiamo sederci, dobbiamo parlare e dobbiamo anche esortare l'uno all'altro. Impara ad essere contento, no? Impara ad essere contento. Magari non in questo modo, no? Magari tu giri, perché noi donne siamo molto comandine, no? Vogliamo già, impara ad essere contento, la pastora ha detto, non lamentarti. No, iniziamo a far vedere tutto quello che c'è di buono. Quando magari vedi che la giornata di tuoi genitori, di tuo figlio, del tuo coniuge è grigia, inizia a far vedere a lui, a lei, che c'è del rosa, che c'è del giallo, che c'è dell'azzurro in mezzo a noi, che c'è del verde, amen? Giacomo 1, 2 a 4 dice che, fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. La costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti. Essere grati nel momento di gioia è naturale, non tanto nei giorni d'oggi. No? Oggi mi ricordo che Pastore Nettuno nella conferenza che noi abbiamo avuto ha parlato una cosa che mi è rimasta impressa. Tanti dicono che oggi noi siamo in cerca dei soldi, noi siamo in cerca di questo, i soldi hanno il nostro cuore, ma in verità noi siamo in cerca, è diventata una malattia la cerca del benessere. Io devo stare bene, io devo essere felice, io devo, no? La ricerca infinita del benessere e della felicità. E tante volte noi passeremo per delle prove. Perché? Perché Gesù ha detto nel mondo avrete afflizioni. No? Allora non è una passeggiata. E allora lui, qua nella lettera di Giacomo, si dice questo: considerate una grande gioia essere provato. Io non sono felice dalla prova, io non sono felice dal problema, ma io sono felice perché so che Dio può manifestarsi e io posso crescere e la mia vita può essere cambiata e che nonostante tutto Lui ha il controllo di ogni cosa. Amen, amen.
Io vorrei invitarti ad aprire la tua Bibbia adesso. Noi leggeremo la lettera di Paolo ai Tessalonicesi, no? Prima Tessalonicesi, capitolo 5. Prima, sì. Non ho segnato qua. Sì, ma è prima. Dal 16 al 18. Prima Tessalonicesi, capitolo 5. Grazie. Amen, ci siamo. Siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Prima di raccomandarci di essere grati o di rendere grazie in ogni cosa, Paolo ci raccomanda altre due cose che sono collegate direttamente all'essere grato. Siate sempre gioiosi e non cessate mai di pregare. Lui non ci ha detto di essere gioiosi, di pregare e di ringraziare. No, lui ha enfatizzato, siate sempre gioiosi, no? Pregate senza cessare, no? Non cessare mai di pregare e in ogni cosa rendete grazie. Questi qualificativi indicano che nel nostro rapporto con Dio ci deve essere costanza. Ripeti com'è? Costanza, perseveranza, intensità, impegno e fedeltà. Allora, costanza, perseveranza, intensità, impegno e fedeltà. Non è sufficiente solo rallegrarsi, noi pregare e rendere grazie, ma noi dobbiamo rallegrarci sempre, nonostante le situazioni. Noi dobbiamo pregare senza cessare e in tutto rendere grazie. C'è uno scrittore che si chiama Warren Wiersbe e lui riassume molto bene lo scopo di questa sequenza, no? Di raccomandazioni, dicendo che questa sequenza, se noi gioiamo sempre, preghiamo senza cessare e siamo grati in ogni cosa, no? Questo deve caratterizzare la nostra vita, definire la nostra vita cristiana in quanto cristiani. No? La prima, gioire sempre è una vita di adorazione a Dio. Abbiamo parlato di questo, dell'adorazione che ha uno stile di vita. Gioire sempre, sono sempre gioioso, sono sempre, ok, ho problemi, magari la mia faccia oggi non è così bella, no, ma dobbiamo cercare di sorridere, dobbiamo cercare di gioire, dobbiamo cercare di cambiare, perché la nostra vita è una continua adorazione a Dio. La seconda cosa che deve definire la vita del cristiano è la comunione con Dio, no? Daniel parla tanto di questo in chiesa, no? Che dobbiamo avere un rapporto di intimità, di qualità con il Signore, e la comunione con Dio è prega senza fermarsi, no? Prega senza sosta. E la terza cosa che deve definire la nostra vita è la nostra gratitudine a Dio in ogni cosa. Rendete grazie. Gioire, pregare e ringraziare in ogni momento della nostra vita. Ma come noi possiamo mantenere queste raccomandazioni? Non è facile, vero? È facile, se per qualcuno qua è facile, alza la mano e dacci il segreto, no? Ma noi possiamo essere sempre gioiosi, pregare senza cessare ed essere grati in tutti. La nostra risposta sarà sempre trovata dove? In Gesù Cristo, in Gesù. No? La nostra risposta si trova in colui dove tutte le cose sussistono, in colui che mantiene l'equilibrio di tutte le cose nelle sue mani, colui che è, che era e che sarà in eterno. Noi possiamo essere sempre gioiosi perché Gesù Cristo è la nostra gioia, è Lui il vero motivo della nostra esultazione, perché noi siamo felici, perché noi abbiamo speranza, perché abbiamo vita, perché abbiamo salute. Tutto ciò si trova in Gesù Cristo, no? Paolo dice ai Filippesi: rallegratevi sempre nel Signore. Vi ripeto, rallegratevi. Pertanto la gioia per noi cristiani non è un semplice sentimento
condizionato dalle circostanze della vita. È il frutto dello Spirito. No? Fa parte dei componenti del frutto dello Spirito che noi troviamo nel libro, nella lettera ai Galati. No? Galati 5 parla del frutto dello Spirito e di tutte le caratteristiche che questo frutto possiede. No? Perché non sono i frutti, è il frutto composto da tutte queste cose. Allora la gioia è questo. No? La gioia va oltre alla nostra situazione, scusate. La gioia va oltre a ogni situazione che noi stiamo vivendo, che noi stiamo passando. La gioia è incomparabile, è indivisibile ed è gloriosa, perché è in Gesù Cristo e Lui è glorioso. Prima Pietro dice 1,18, sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri. Non è stato con oro, non è stato con argento, è stato con un sangue prezioso, no? Che Lui ci ha comprati. Questa gioia noi possiamo trovare in Lui. Allora, se noi gioiamo sempre nel Signore, noi siamo anche guidati ad esercitare uno spirito di preghiera continua. Non vuol dire, no, che tu sei lì e preghi una preghiera diversa dall'altra, no, tutto il tempo, ma tu sei sempre in comunione col Signore, stai sempre parlando con Lui. Io non sto dicendo che la preghiera individuale non va fatta, ok? Però sto dicendo che è importante avere uno spirito che prega in continuità, che tu parli con il Signore continuamente, che in tutte le cose che pensi, in tutte le cose che fai, in tutte le situazioni, il Signore è lì con te. È impossibile tu che vivi o dichiari di vivere, noi che dichiariamo di vivere una vita di esultanza in Dio, una vita di gioia in Dio, e che questo non ci porti a parlare con Dio. È un controsenso. Io sono felicissimo, la mia gioia è Gesù Cristo, ma non parlo con Gesù Cristo. Allora la gioia, il gioire, il riflettere ci porta alla comunione con il Signore. Pregare senza sosta, no? Stare lì sempre nella sua presenza, mantenere la nostra attenzione rivolta al trono di Dio, vedendo la sua grazia, vedendo la sua mano in ogni cosa che noi facciamo. No? Allora, grazie all'abitazione dello Spirito in noi, perché più preghiamo, più lo Spirito viene, no? Noi siamo in grado di eseguire il comandamento in ogni cosa. Rendete grazie, perché non sono io sto allenando la mia anima ad ascoltare lo Spirito con la S maiuscola che c'è dentro di me. Amen? Amen. È una cosa meravigliosa, perché noi a volte ci soffermiamo qui. In ogni cosa rendete grazie. Amen, gloria a Dio, alleluia. Ma Paolo continua e dice così, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù. L'insegnamento biblico non finisce con in ogni cosa rendete grazie. C'è un meraviglioso complemento dopo, perché lui dichiara e rivela qual è la volontà del Padre per mezzo di Cristo Gesù, per me e per te. No? Questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù per te. Quando noi rendiamo grazie in tutto, noi guardiamo la sovranità di Dio. Non stiamo a fingere. Noi rendiamo grazie e guardiamo che Lui è sovrano, nonostante le cose che noi stiamo passando, nonostante le situazioni che stiamo passando. Lui ha il controllo di tutte le cose, no? In ogni cosa dai grazie. È anche un invito a riconoscere la provvidenza del Signore sulla nostra vita. Se non fossi tu, Signore, io cosa avrei fatto? No? In ogni cosa dai grazie. Solo le persone che confidano in Dio abbastanza, che Dio sia sovrano su tutte le cose, riescono a lodarlo in ogni circostanza e in ogni occasione. Queste persone vedono la gloria di Dio che si manifesta sia nella calma che nella tempesta, sia nel conforto che nella privazione, sia nel piacere che nell'afflizione, sia nella salute che nella malattia, sia nell'abbondanza che nella mancanza, sia quando la tua casa sembra un'oasi di pace perché tu non vedi l'ora di andare a casa perché troverai tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, sia quando la tua casa sembra un inferno
e tu non hai il desiderio di tornare, il Signore ha ancora il controllo di tutte le cose. Lui è sovrano, Lui è buono, Lui non perde mai il controllo. Lui, non esiste una molecola dell'universo che possa muoversi senza che Lui sappia e che Lui permetta. Io venerdì nella veglia stavo parlando con i fratelli che erano qui, no? E parlavo su questo, sulla questione della mia vita personale. Voi sapete, io sono un po' riservata su questo, però a volte, no, possiamo parlare qualcosa. Ma questa settimana io ho riflettuto molto, perché sapete, sapete che adesso abbiamo iniziato, no? Con tutti i lavori per il convegno, per la conferenza di donne, no? Stiamo già iniziando i lavori, stasera a mezzanotte aprono le iscrizioni, quindi c'è tutto un lavoro dietro a questo. E io guardando ho visto una foto mia lì nella conferenza, no? Dove qualcuno mi ha ripreso, diciamo, quando io ero lì inginocchiata davanti al Signore, e mi sono ricordata dei momenti di gioia in quel posto. Anche se per me è stato molto difficile essere lì. Dio sa quanta forza non avevo, no, per stare lì. Ma è successo questo, ho visto quella foto ed eravamo in ospedale venerdì, io ero nella sala di attesa che dovevo fare un procedimento e dicevo, Signore, qual è la somiglianza della foto di quel giorno e se io faccio una foto oggi? E la cosa che mi è venuta nel cuore è che Gesù era con me in tutte e due le situazioni. Questo, quando noi iniziamo, io dico come Paolo, non dico di aver già finito, no? Io sto correndo verso la mia meta, quindi io sto imparando, io sto camminando. Ma quando noi iniziamo a vedere che Dio c'è nonostante le circostanze, quando tu inizi a vedere, quando tu inizi a imparare a gestire le differenze della tua vita, no? Tu riesci, l'essere contento in ogni situazione non vuol dire che tu sorriderai, che tu sarai lì, wow, che bello, un'altra puntura, che bello, un altro attacco, un'altra risonanza, un altro questo. No, non è questo, ma è sapere che è bello, che non importa se io sono qui, se io sono in chiesa, se io sono nel convegno, se io sono a casa, tu sei con me. La tua presenza è con me. Questo ci porta a ringraziare, ad avere un cuore grato, no? Perché noi sappiamo che nulla può ostacolare il piano del Signore per la nostra vita. Nulla può ostacolare. Tutto ciò che accade è soggetto al buon piacere della volontà di Dio per la nostra vita. E noi non possiamo scordare che tutte le cose lavorano insieme per il bene di coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo decreto. Amen. Io volevo invitarti a metterti in piedi. Io volevo portarti a fare una cosa più scomoda in questo momento. Perché è facile pregare per il marito, per la moglie, pregare insieme, no? Ma io voglio che tu esca dal tuo posto e voglio che tu possa pregare con qualcuno. Magari se vuoi, puoi anche dire, guarda, io ho difficoltà di vedere le cose belle. Tu puoi pregare per me, no? E tu, come persona che ascolti, pregherai, consegnerai al Signore e non dirai a nessuno, oh, preghiamo per la vittoria perché hai difficoltà. Amen? Amen. Allora io volevo invitarti a uscire dal tuo posto e a pregare insieme a qualcuno e a chiedere insieme, Signore, cambia la mia storia, cambia la mia reazione alle cose, insegnami ad allenare la mia anima, ad essere grato, Signore, dammi questa gioia, Signore, dammi costanza, dammi perseveranza, dammi la consapevolezza di che tutto ciò che io sto vivendo tu lo sai e non hai perso il controllo. Quindi esci, no? Se preferibile donne con donne, uomini con uomini, amen. Però uscite dal vostro posto e pregate per qualcuno magari non conoscete, amen. Dai, muovetevi, amen. E noi vi guideremo in preghiera qui, però volevo
che tu parlassi, parlate. Guarda, io devo imparare, no? Devo imparare a fare questo, devo imparare ad essere grato per la vita dei miei genitori, a volte è difficile, a volte io non mi sento contento. Amen. Santo, 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 santo. Padre Santo, noi abbiamo ascoltato la tua parola, Signore. Ah, Signore, il salmista Davide dice: Signore, io ho tenuto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te, Signore. Noi vogliamo, Signore, che questa parola, Signore, sia mantenuta nel nostro cuore. Noi vogliamo, Signore, essere persone insegnabili, Signore, persone, Signore, che si accontentano, Signore. Persone, Signore, che vedono la tua mano in ogni cosa, Signore. Vogliamo essere persone, Signore, che portano gioia ovunque si trovano, Signore. Vogliamo essere persone, Signore, che insegnano, che esortano, Signore, che sorridono, Signore, nel nome di Gesù. Ah, Signore, insegnaci, Signore, ad avere saggezza. Insegna ad essere gioiosi in te. Insegna, Signore, ad essere grati, Signore. Insegnaci a vedere la bellezza della tua bontà in ogni cosa che noi viviamo, Signore. Apri i nostri occhi spirituali, Signore. Togli il lamento dalla nostra bocca, Signore. Togli il mormorio dalla tua Chiesa. Ah, Signore, nel nome di Gesù io benedico gli operai di questa Chiesa, Signore. Nel nome di Gesù, Signore, caccia via lo spirito di mormorazioni, Signore. Noi sappiamo, Signore, che servire il tuo regno, Signore, è un privilegio, Signore, è un privilegio, Signore. Tu ci hai scelti per poter far avanzare la tua opera. Ah, Signore, insegnaci a vedere con gioia tutto ciò che noi facciamo, Signore. Ah, Signore, che possiamo vivere, Signore, contenti in ogni situazione, Signore. Che possiamo essere sempre gioiosi in te, Signore. Che possiamo pregare senza cessare, camminare insieme a te, camminare in sintonia, in comunione con te, Signore, ed essere grati in ogni cosa, Signore, sapendo che tu sei con noi, ricordando che tu stesso, Dio Padre, hai dichiarato: ecco che io sarò con voi. Io non vi lascerò, non vi abbandonerò, anzi io sarò con voi fino alla fine dell'età presente, Signore. Che questa certezza ci porti gioia. Spirito di Dio, continua a parlare con noi. Quelli che ci guardano da casa, Signore, che magari oggi stanno, Signore, passando per un momento difficile, Signore. Io prego per le famiglie della Chiesa che hanno i bambini malati, Signore. Prego, Signore, per le famiglie che sono impossibilitate di venire. Prego per quelli che hanno, Signore, mancanza di voglia di venire, che si sono persi d'animo, Signore. Prego per quelli, Signore, che hanno il cuore in questo momento infranto, Signore, che si sentono rifiutati, che vada via, Signore, ogni bugia che è stata seminata, Signore. Ah, Signore, che i tuoi figli imparino a guardare verso di te, Signore. La nostra gioia sei tu, Gesù Cristo. La nostra gioia sei tu, Gesù Cristo, e noi andremo avanti, proseguiamo verso la nostra meta che è Gesù Cristo. Ah, Signore, vieni, Spirito Santo, continua a parlare, Signore, continua a parlare alla tua Chiesa, per la gloria e per l'onore del tuo nome, così noi preghiamo, Signore. Amen, amen, amen. Dai un abbraccio in questa persona e digli: tutte le cose cooperano al tuo bene, perché tu ami il Signore e sei stata chiamata secondo il suo proposito. Amen, amen. Che il Signore ci benedica. Applaudiamo il Signore, perché Lui è degno di ogni lode, di ogni gloria, di adorazione, e siate riconoscenti. Amen, amen. Amém. Amém. Glória a Dio. Potete accomodarvi un attimo? Fra un po' finiamo.
Amém. Glória a Dio. Dobbiamo essere grati. Dobbiamo ricordarci che noi abbiamo un Dio che vede e provvede tutto per la nostra vita, no? Va tutto bene? Potrebbe andare peggio. Avete già visto qualcuno che saluta così? Lì dove lavoravo io c'erano tanti che erano così. Oh, ciao, come stai? Potrebbe andare peggio. No, stiamo bene. Gloria a Dio, stiamo bene. No? Stiamo bene. E noi possiamo guardare indietro e dire, sicuramente, fin qui il Signore ci ha benedetto. Amen. Questa è una realtà nella tua vita. Sì o no? Possiamo dire questo? Fin qui il Signore ci ha benedetto. Fin qui il Signore ci ha benedetto. E domani, la prossima settimana, l'anno prossimo sarà così. Fin qui il Signore ci ha benedetto, perché Lui ha detto che non ci lascerebbe soli. E Lui è fedele in quello che compie. Amen. Gloria a Dio. Volevo ringraziare i visitanti che noi abbiamo oggi qui, no? Lorenza, scusa, sono senza occhiali, perdonatemi. Come ha detto mia moglie, l'età arriva per tutti. Non sono giovani, ma gli occhi non... Lorenza, Laila e Aurora sono venuti a trovarti oggi. Grazie Lorenza, che Dio ti benedica. È un piacere rivederti. No? Peccato che sei andata così lontano. Bellissimo, grazie. Che Dio ti benedica tantissimo. Amen. Dopo abbiamo Santina. Santina, dov'è Santina? Santina, che Dio ti benedica. Grazie della tua presenza. No, sei benvenuta qui. Siamo una grande famiglia, guarda, tutti bruttini, solo io sono bello qua. No? Ma cosa possiamo fare? No? Non tutti sono perfetti, no? Ma siamo una grande famiglia, piena di difetti, piena di problemi, ma noi amiamo stare insieme e c'è sempre spazio per un altro. C'è sempre spazio per un altro. Che sia la prima di tanti, che Dio ti benedica tantissimo, no? Dopo abbiamo le amiche di Anastasia sono già andate via, vero? Che Dio le benedica anche loro. E Jonathan e Esther. Grazie della vostra presenza, che Dio vi benedica tantissimo, no? Se possiamo esservi utili in qualche modo, siamo qui. Che Dio vi benedica tantissimo. E a tutti voi che siete venuti, grazie, che il Signore sia con voi. No, adesso noi chiuderemo la nostra riunione, io vi ringrazio tanto. Bruno, e lei come si chiama? Eloisa. Eloisa, grazie. So che sei già venuta qui una volta, ma grazie della tua presenza sei sempre benvenuta qui. Che Dio ti benedica tanto, no? Bruno, benvenuto anche tu, Bruno. Benvenuto anche tu. E mettiamoti in piedi. Grazie a tutti voi. Donne meravigliose. Oggi no, domani. Oggi a mezzanotte, no, allora mezzanotte di domani, 0 ore di domani, si aprono le iscrizioni per il convegno di donne. No, allora andate subito, no, non abbiamo tanti posti, no, allora dovete fare in fretta, no, non abbiamo tanti posti, non ci hanno dato tante camere, allora fate in fretta, andate là, assicuratevi di partecipare. L'anno scorso è stato stupendo quello che il Signore ha fatto lì, è stato molto forte, no? E io sono sicuro che il Signore non ha esaurito tutte le sue risorse. Il Signore ha speso tutto quello che c'era l'anno scorso e quest'anno non ha più niente, sicuramente no. E io so che il Signore ci sorprenderà anche quest'anno, no?
Di 24 al 26 aprile, non mancate, mettete là nella vostra agenda il nostro convegno di donne, sarà una benedizione. Allora avete tempo per pagare la vostra iscrizione, potete fare a rate ancora, no? Come abbiamo fatto l'anno scorso, potete pagare un po' per mese finché arriva la data e tutto quanto, no? Avete la possibilità di organizzarvi, ma dovete andare. È un investimento molto bello nella vostra vita spirituale. Voi uscirete di là rinnovate, benedette nel nome del Signore Gesù. Grazie Marco, mi stavo già dimenticando. Dobbiamo consegnare il certificato di Anna Paola Ferreira. Vieni qua Anna Paola. Signore, che meraviglia, gloria a Dio. È per il corso di scuola dei bambini, vero, che tu hai fatto? Scuola Kids. Che Dio ti benedica e che tu possa usare tutto questo per la gloria del Signore. Amen. L'accademia è già iniziata, no? Tanti fratelli stanno già studiando e vi lasciamo qua l'invito. Io penso che se qualcuno volesse, Marco guarda che Marco fa miracoli. Marco è molto influente là e lui può aiutarvi se volete entrare in ritardo. Parlate con Marco che Marco risolve il problema. È molto bello quello che stiamo facendo lì, quello che la Chiesa sta facendo, no? Formando delle persone nella conoscenza della parola di Dio, è un investimento anche questo. E a gennaio noi inizieremo il discepolato qui in chiesa, no? Sarà ogni mercoledì, noi partiremo dal 6 se non mi sbaglio, no? E sarà Nicola a ministrare questo corso. Sarà dal 7 in poi, no? Perché il 6 è festa, allora dal 7 in poi inizia questo discepolato. Noi formeremo le persone per prendersi cura delle altre persone, no? L'intenzione è che tutta la Chiesa sia abile, non è il termine giusto, capace di prendersi cura di un altro, no? Allora, arriva un visitante qua per la prima volta, noi chiederemo a questa persona di stare a fianco di questa persona qua, accompagnando, pregando, insegnando, intercedendo, no? Chiamando, come stai, tutto bene, posso fare qualcosa e tutto quanto, e più che altro dando un supporto spirituale, anche di insegnamento se ha bisogno, no? E l'intenzione di questo corso è proprio questo, no? Il discepolato uno a uno, no? Che ognuno si possa prendere cura di un altro, no? Perché è questa la volontà del Signore. Il ministero di Gesù Cristo è partito così, no? Lui si prendeva cura di ognuno dei suoi discepoli, aveva tempo con tutti quanti, insegnando, no? Discepolando, ministrando la parola del Signore. Allora, voi che non siete ancora iscritti, parlate con Nicola, il Nicola ha creato un gruppo solo per questo, no? Ci sono già quasi 20 persone, siamo felicissimi, no? E io volevo tanto che tutto lo staff della Chiesa partecipasse, perché più che altro voi siete ministri, voi dovete essere in grado di curare una persona che arriva qui per la prima volta. Allora sforzatevi, non sarà un mercoledì, una volta alla settimana, no? Io volevo dire un mercoledì alla settimana, ma non ci sono due, no? C'è uno solo, allora mi correggo prima di sbagliare. E allora sforzatevi, un mercoledì solo alla settimana, l'altro lasciate per voi. Dai, capita, no? E che Dio vi benedica. Sforzatevi. E dopo sono solo informazioni che vengono per arricchire il nostro rapporto con Gesù, no? Perché io ribadisco sempre,
non c'è modo di conoscere, di essere intimo di una persona che noi non conosciamo. E per andare in cielo ci vuole intimità con Gesù, rapporto profondo con Gesù, se no noi non andiamo. Non c'è modo di andare in cielo, di andare a vivere l'eternità con Gesù, se noi non siamo intimi da Lui. Abbiamo già parlato questo qua tante volte. Io non vi ho mai conosciuto. Questo termine conosciuto significa intimità. Allora cercate intimità col Signore. Caro Gesù, grazie per tutto quello che è successo questa mattina, Signore. Noi abbiamo cantato, lodato, Signore, anche se tanti fratelli oggi sono rimasti a casa perché sono malati, altri perché stanno viaggiando, Signore. Ma noi eravamo in tanti e io ti glorifico per questo, Signore. Ma più che altro perché tu sei qui. Tu non manchi mai, Signore, e noi ti glorifichiamo per questo. Tu hai detto che non ci lascerebbe soli, Signore, non ci lasci davvero, sei sempre al nostro fianco, ci sostenendo, ci spingendo, ci spronando ad andare avanti, curando le nostre ferite, guarendo le nostre malattie, rinnovando il nostro animo, Signore, togliendo la tristezza, riempendoci di gioia, Signore, e noi ti glorifichiamo per questo, per la tua fedeltà, perché tu non ci giudichi secondo i nostri peccati, perché tu non ci abbandoni. Grazie Gesù, grazie di cuore, perché tu sei fedele in ogni cosa, tu ci ami con un amore incondizionato, tu hai fatto tutto per noi non dobbiamo fare niente, credere soltanto a quello che tu ci hai chiesto, e noi crediamo, confessiamo con la nostra bocca che tu sei il Signore della nostra vita, che tu sei il nostro Salvatore, che non c'è salvezza in nessun altro. E diciamo ancora, Signore, che se c'è qualcuno qui stamattina, Signore, che non ti conosce a fondo, che non ha dichiarato pubblicamente che tu sei il Signore della loro vita, che il tuo Spirito Santo possa convincere, toccare profondamente questo cuore, che il tuo Spirito Santo possa cambiare la mente, i desideri, cambiare i pensieri, cambiare il comportamento, in modo che questa persona ti conosca in modo intimo, profondo, Signore, intenso. Che la salvezza arrivi a tutti, perché questa è la tua volontà. La tua parola dice questo. Noi preghiamo per la nostra provincia, noi preghiamo per la nostra regione, noi preghiamo per la nostra nazione, che la salvezza arrivi, Signore, che tanti siano convinti dal tuo Spirito Santo che solo tu puoi salvare, che non ci sono scorciatoie. Allora salva, benedici, guarisci, nel nome di Gesù. Grazie per questo tempo, grazie per la parola che tu ci hai dato, che noi possiamo avere sempre un cuore grato per tutto quello che tu ci dai, Signore, perché ci sono tante altre persone, Signore, che non hanno quasi nulla e sono molto più felici, Signore. Allora insegnaci ad avere un cuore grato, Signore, insegnaci a ringraziarti, Signore, ogni giorno per tutto quello che ci dai, Signore. Che noi possiamo essere così nella tua presenza, Signore, perché questa è la tua volontà. Noi abbiamo letto questo oggi, Signore. Adesso portaci a casa in pace, in sicurezza, dacci una settimana benedetta nella tua presenza, Signore, che tutto quello che dobbiamo fare questa settimana possa prosperare per la gloria del tuo nome. Noi benediciamo i nostri fratelli che sono a casa, preghiamo per quelli che sono malati, Signore, che la tua benedizione sia su di loro, che ogni sorta di malattia vada via nel nome di Gesù. Noi profetizziamo guarigione sulla loro vita, Signore, quelli che hanno dei problemi, situazioni da sistemare questa settimana, Signore, provvede, Signore, la benedizione ad ognuno, Signore, dà la vittoria, Signore, su ogni situazione. Dacci una settimana benedetta nella tua presenza, e che settimana prossima noi possiamo essere qui, domenica prossima, per la gloria e per l'onore del tuo nome, partecipando alla Santa Cena che noi celebreremo, Signore, ricordando il tuo sacrificio nella croce per noi. Noi ti ringraziamo, dacci la tua benedizione. Vieni con noi, stia con noi, perché la tua presenza ci riempie di gioia. Grazie Gesù. Amen. Che Dio vi benedica.
Che il Signore sia con voi, una settimana benedetta nel nome di Gesù. E ci vediamo domenica prossima per la Santa Cena, non dimenticate. Amen.